rive del canale di Pashman è sorto il villaggio di Krmčina, con un bel autocampeggio omonimo. Turain è un villaggio dalle case sparpagliate da ambe i lati della magistrale adriatica, con spiagge ciottolose e l'autocampeggio. L'abitato era già noto in epoca antica. La sua chiesa parrocchiale vanta un bel campanile del XV secolo. Il suo nome, che significa appunto torre, le viene dalla torre a difesa dei turchi. Un'altra località ancora che si distingue per le sue belle spiagge e il mare poco profondo è Filipiakov, che nel XV secolo si chiamava Pristan e si è sviluppata intorno alla chiesa dedicata a Filippo e Giacomo già nel XIV secolo. Durante la sua burrascosa storia l'abitato è stato distrutto più volte. Vi si trovano diversi bei palazzi del XVIII e XIX secolo e il palazzo Borelli, che sorge in mezzo a un bel parco. Nella pineta funziona un attrezzato autocampeggio. Su di una penisola del canale di Pashman, nella quale si inserisce a nord la baia di Boshana e a sud quella di Soline, sorge Biograd, una cittadina di 5.000 abitanti. Di fronte gli isolotti di Planaz e Santa Caterina con il faro. Nella zona sono stati rinvenuti resti di abitati preistorici dell'età del ferro. Biograd è ricordata per la prima volta dall'imperatore Costantino Porfirogeneto verso la metà del X secolo con il nome di Belgradon. È frequente sede dei regnanti croati. Nel 1059 il re Pietro Krešimir vi fonda un vescovado, vi fa erigere un monastero benedettino e la chiesa di San Tomé nel 1102, mentre proprio a Biograd è incoronato il re Colomanno. Quando crociati e veneziani conquistano Zara nel 1202, i profughi vi trovano rifugio e ribattezzano Biograd in Novi Zadar, Nuova Zara. Accanto alle attività tradizionali, pesca e agricoltura, si va sviluppando anche qui il turismo. Numerose spiagge sabbiose, il mare cristallino e caldo hanno permesso la costruzione di alberghi e autocampeggi.
Abbiamo preso le mosse proprio dal Marina per un giretto intorno. Nella baia di Soline lo stabilimento balneare vanta un'ampia spiaggia sabbiosa e una ombrosa pineta. E via mare giungiamo rapidamente al complesso turistico Cervenaluca. Comprende ben 13 impianti alberghieri, 27 bungalow dissimulati fra la vegetazione mediterranea e c'è ancora un autocampeggio, un porto turistico, vari spacci ed altre infrastrutture. Dopo un po' siamo al Club Méditerranée, costruito su modello polinesiano. Sulla striscia di terra che divide il lago di Vransko dal mare. È questa la località di Pakostane, che si ricorda con questo nome già nel 1502. La chiesa di San Michele è del XV secolo. Fino a qualche decennio fa, dediti esclusivamente all'agricoltura, gli abitanti sono diventati oggi soprattutto operatori turistici. Splendide spiagge, un autocampeggio perfettamente attrezzato, a guardia del porto 3 isolotti, Veli Mališkolj e Santa Giustina. Il lago di Vransko si chiamava un tempo Vedro Blato, traducibile in fango allegro, ha una superficie di 30 km quadrati ed è al di sopra del livello del mare, il suo fondale invece al di sotto. Abbonda di pesci, carpe, cefali, anguille. Il villaggio di Vrana che gli ha dato il nome è attorniato da campi ubertosi coltivati a grano, frutteti e verdure. Dalla sorgente di Biba iniziava l'acquedotto romano di ben 42 chilometri. Sulle rive del lago belle spiagge, è recente anche un attrezzato autocampeggio. Torniamo alla riva del mare e giungiamo a Draghe, un nuovo complesso dove le case della villeggiatura sono cresciute come funghi dopo la pioggia. Nel cristallino mare di fronte sembra ancorato l'isolotto di Vergada. È una zona di pescatori e di contadini che ha visto fiorire negli ultimi anni un propulsivo turismo. E
e ci dirigiamo verso l'isola di Pashman con la cittadina di Tkon che fa l'occhiolino da lontano a Biograd. C'è qui una nota spiaggia naturista. Nella poco distante Krai, una chiesa e un convento nel quale sono conservate rare suppellettili sacre. Giungiamo infine a Pashman, isola e cittadina omonima. Anche qui la storia ha abbondato con le sue tracce. Le bellezze naturali sono state poste anche qui al servizio del turismo. Sull'isola c'è anche il villaggio di pescatori e agricoltori di Nevigiane, che prende il nome dal convento di Santa Neviana e dal quale molti dei suoi abitanti sono emigrati nel vasto mondo. Non dissimile il villaggio di Bain, che ha ottenuto nuovi impulsi proprio dal turismo. Essendo a Pashman conviene visitare anche Sdrelac e la sua meravigliosa spiaggia. Da qui si può proseguire sull'isola di Uglian, basta attraversare un ponte. E dulcis in fundo, come si usa dire, anche noi abbiamo lasciato per ultimo l'arcipelago delle incoronate Cornati, il parco nazionale dell'arcipelago di Zara. Si compone di 125 isole con una superficie di 320 km² e siamo certi che dopo questo superbo spettacolo sarà facile comprendere perché tanti diportisti nautici tornano sempre di nuovo nel Parco Nazionale dei Cornati, le Incoronate. Ed è con questo biglietto da visita che vi invitiamo di cuore sulla riviera di Zara e di Biograd. Benvenuti sin d'ora.